Tempo così così è arrivato quel gol, diciamo anche un po' fortunoso, poi però nella ripresa il Verona ha legittimato pienamente il risultato. Sì, siamo partiti maluccio, non abbiamo attaccato, non abbiamo pressato come dovevamo. Il primo tempo mi ha dato molte preoccupazioni, infatti non vorrei che ingannasse il 5-0, cioè la partita è stata dura. Poi però il secondo tempo ci siamo sbloccati, abbiamo incominciato a giocare e da lì siamo dilagati, potevamo anche farne altri. Per cui direi che vincere su questo campo non è assolutamente facile, è una vittoria molto importante. Un Verona che è lì ad un punto dalla vetta, c'è la Torres che deve recuperare una gara, però insomma la classifica dopo insomma, un numero di giornate che cominciano a dire qualcosa, insomma è sicuramente positiva. Ma direi di sì, direi che si sta delineando quelle che erano le aspettative della vigilia sulle squadre che sono avanti, però noi non è che dobbiamo tanto guardare la classifica, dobbiamo guardare di crescere partita in partita, dopo la fine tireremo le somme. Federica, primo gol stagionale con la maglia giallo-blu, insomma una bella soddisfazione. Sì, sicuramente una bella soddisfazione, spero che nelle prossime volte riuscirò a ripetermi e spero di continuare a contribuire per la squadra per i 3 punti. Sabato arriva Riviera di Romagna, insomma, dove hai militato 2 stagioni or sono, insomma, le conosci abbastanza bene, è una squadra che sta facendo anche bene in questo primo campionato di Serie A per loro. Sì, loro le conosco bene anche se alcune sono andate via, però so che ce la metteranno tutta per fare i 3 punti con noi e speriamo di giocarcela come abbiamo fatto oggi. Dai, un gol, un altro mezzo gol, insomma, ti è stato negato nei minuti di recupero, insomma, tutto bene anche oggi. Abbiamo fatto il nostro lavoro dopo di un viaggio stanchissimo e questa settimana proviamo di fare lo stesso lavoro per sommare anche gli altri 3 punti. Sabato c'è una neopromossa, questo Riviera di Romagna, che però sta ottenendo risultati. Non dobbiamo preoccupare con le altre squadre, dobbiamo sempre fare il nostro lavoro, che così facciamo tutto che dobbiamo fare sempre. Melania, l'avvio di gara non sembrava dei migliori, poi invece insomma è arrivato quel gol anche un pochino fortunoso, però poi insomma è un Verona che ha giocato bene la ripresa. Sì, siamo entrati un po' molli all'inizio, poi dopo il gol abbiamo visto che comunque quando giochiamo arriviamo facilmente davanti alla porta, il problema è che dobbiamo metterci in testa che ad ogni partita di entrare subito con la testa giusta. Siete lì? Ha una lunghezza dalla vetta e insomma sabato c'è questa neopromossa che però sta facendo bene. Sì, beh, noi affrontiamo ogni partita nel modo giusto, ci dispiace per la partita di Tavagnacco, adesso siamo consapevoli che comunque ce la possiamo giocare con tutte. Sabato abbiamo questa neopromossa, andiamo là per i 3 punti sicuramente e poi aspetteremo tutte le altre.